Eccoci in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali, insieme ancora fino alle 13:30. Come promesso continuiamo con le notizie e andiamo nel Padovano con l'omicidio di Mattia Caruso. Valentina Boscaro, condannata in secondo grado a 20 anni di carcere, torna ai domiciliari. Il dolore della famiglia del giovane ammazzato con una coltellata al cuore 2 anni fa. Arresti domiciliari e braccialetto elettronico per Valentina Boscaro, la donna condannata in appello a 20 anni di carcere per l'omicidio di Mattia Caruso, il giovane con cui aveva una relazione, ucciso con una coltellata al cuore il 25 settembre del 2022. Il Tribunale del Riesame di Venezia ha accolto la richiesta fatta dagli avvocati della Boscaro, che avevano impugnato il primo verdetto espresso dal Riesame. Valentina Boscaro, subito dopo l'arresto a fine settembre di 2 anni fa, era stata, in quanto mamma di una bambina piccola, per mesi ai domiciliari in attesa del processo e solo dopo la condanna in primo grado era stata trasferita nel carcere di Verona. Valentina Boscaro, presente all'udienza, è stata subito riportata a casa. Avrà l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico, non avrà accesso a smartphone e computer e potrà parlare solo con i propri cari e i suoi avvocati. Per la famiglia di Mattia Caruso, ucciso dalla 33enne, la notizia ha riaperto un grande dolore, come spiega la legale che li segue nel processo, l'avvocata Francesca Betto. La fiducia nella giustizia non manca, la parola fine sarà con la sentenza definitiva. La Boscaro ha 2, diciamo così, sentenze di condanna conformi, cioè 2 tribunali che l'hanno dichiarata responsabile dell'omicidio volontario di Mattia. Ha preso 20 anni e quei 20 anni ce li ha, non sono rimessi in discussione ovviamente da un provvedimento che ha carattere endoprocessuale. Va bene, pazienza. Sotto il profilo umano ovviamente rimane un po' la delusione, perché c'è una mamma a casa che non ha più un figlio e che lo piange in tomba, quindi insomma è comprensibile il dolore della famiglia. Valentina Boscaro dunque resterà ai domiciliari fino al verdetto della Cassazione, l'ultimo grado di giudizio. E ora nel Trevigiano, con il caso di una donna affetta da una malattia irreversibile non autosufficiente che ha chiesto di accedere al fine vita, ma si è vista respingere la richiesta. Caso simile a quello di Gloria, ma le conclusioni sono state diverse. Denuncia la cellula Luca Coscioni. Il clima sta cambiando. Zaia intervenga. Nel caso di Gloria è stata data un'interpretazione estensiva del requisito del trattamento di sostegno vitale, e invece in questo caso più recente che ritenevamo avesse dei requisiti ancora più nitidi, è arrivato un diniego. 2 casi simili, ma conclusioni diametralmente opposte. Da un lato la storia di Gloria, la trevigiana ammessa a suicidio medicalmente assistito nel luglio dell'anno scorso, tra i primi via libera in Italia. Dall'altro la vicenda di una seconda donna, sempre della provincia di Treviso, che nell'ultimo periodo ha chiesto di morire con dignità, ma che ha visto la sua richiesta respinta da parte dell'ULSS e degli organi competenti. È arrivato un diniego senza diciamo allegata la motivazione, quindi poi è stata fatta la richiesta della motivazione. È una motivazione che noi a livello tecnico non condividiamo. La donna, malata irreversibile, è non autosufficiente ma totalmente capace di intendere e di volere. Attualmente non intende procedere con ricorso, ma potrebbe più avanti ripresentare la richiesta. Sullo sfondo c'è la sentenza con cui la Corte Costituzionale 2 mesi fa ha affermato che non vi può essere distinzione tra la situazione del paziente già sottoposto a trattamenti di sostegno vitale, di cui può chiedere l'interruzione, e quella del paziente che non vi è ancora sottoposto ma ha ormai necessità di tali trattamenti per sostenere le sue funzioni vitali. Un principio che allarga le maglie della procedura e che di fatto ha portato la triestina Martina Oppelli, affetta da sclerosi multipla progressiva, a denunciare nei giorni scorsi l'azienda sanitaria giuliana per il reato di tortura. C'è poi la politica, con il dibattito che in Veneto si è riacceso dopo la vittoria alla Mostra del Cinema di Pedro Almodovar, proprio con un film sul fine vita. Mi ha commosso, era stato il commento a caldo del presidente Luca Zaia, che era ritornato a chiedere una legge nazionale. Io credo che appunto il presidente Zaia sia ben consapevole che il nostro legislatore nazionale non ha al momento intenzione di affrontare seriamente questo tema. Bisogna che a questo punto se ne torni a parlare in regione.
A Venezia, dove va ricordato, un disegno di legge in materia era stato affossato dal Consiglio regionale a inizio anno tra veti e accuse reciproche. Il sospetto della cellula Luca Coscioni è che proprio le dinamiche della politica nazionale stiano in qualche modo influenzando l'operato di quegli organismi che al momento operano nel solco della sentenza di J. Fabo del 2019, senza quindi un quadro normativo di riferimento. L'ultimo diniego nella Marca trevigiana fa riflettere. Questo ci fa pensare ci sia un cambio di orientamento rispetto alla valutazione di questi casi e siamo un po' preoccupati. E ora ancora nel Trevigiano per la morte di Helen Comin, la cinquantenne di Cittadella ma originaria di Rosà, spirata dopo un intervento chirurgico al seno in una clinica privata di Castelfranco. Nel pomeriggio di ieri c'è stata l'autopsia. Siamo sconvolti e addolorati, ma abbiamo operato con massima diligenza e competenza, dicono gli indagati. L'ipotesi di reato è quella di omicidio colposo. L'intervento di sostituzione di protesi mammarie era semplice, è stato preparato con scrupolo, eseguito con l'assistenza di un primario in anestesia e rianimazione che aveva praticato una sedazione leggera. Siamo sconvolti e addolorati, vicini a marito e figli. Questo è il commento che nel pomeriggio arriva dalla clinica privata Divi Clinic di Castelfranco, nelle ore in cui la Procura della Repubblica di Treviso ha iscritto nel registro degli indagati il titolare chirurgo Antonio Di Vincenzo e l'anestesista Fabio Toffoletto. Si vuole fare luce sulla morte di Helen Comin, la cinquantenne originaria di Rosama, residente a Cittadella, spirata martedì all'ospedale di Castelfranco dopo alcuni giorni di agonia. Dalla clinica spiegano come dopo l'intervento la paziente fosse stata ricoverata nel reparto post-operatorio con il controllo costante del personale addetto e non avesse manifestato alcun problema, tanto che dopo una quarantina di minuti si era anche seduta sul letto. La crisi cardiaca, stando alla ricostruzione della clinica, avviene dopo un'ora dall'intervento, con la cinquantenne che viene subito soccorsa dal personale interno. Immediato anche l'intervento del 118 che porta la donna nel vicino ospedale Castellano, dove resta per 5 giorni nel reparto di rianimazione fino all'epilogo di martedì. Dagli atti di indagine, sottolineano dalla clinica, risulta che anche i sanitari non siano stati in grado di comprendere le cause del malore. Di certo nel pomeriggio la donna è stata sottoposta ad autopsia con l'incarico affidato all'anatomopatologo Claudio Terranova. Dalla clinica, guidata da Di Vincenzo, si dicono pronti a collaborare, mettendosi a disposizione degli inquirenti, certi di aver operato con la massima diligenza e competenza. Ora si attendono gli esiti dell'esame. Quel malore era in qualche modo prevedibile? Ci sono stati problemi nella procedura di sedazione? Interrogativi che restano aperti. I familiari della donna si sono affidati alla legale padovana Lisa Tardivo. E proprio le comunità di Rosà e Cittadella sotto shock per questa scomparsa. Sono sconvolte, senza parole, le due comunità di Rosà e Cittadella, dove Helen Comin, la cinquantenne stroncata da un infarto, dopo 5 giorni trascorsi nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Castelfranco Veneto, dopo un intervento chirurgico, lavorava e viveva. A Cusinati di Rosà, di cui era originaria, in via Mazzini aveva gestito per anni lo showroom dell'azienda del marito, la Lago Inox di Galliera Veneta. Negli ultimi giorni l'attività si stava spostando e nel negozio restano gli scatoloni imballati. Giovedì della scorsa settimana era qui, oggi non c'è più, è un dolore troppo grande. Sono le dichiarazioni rilasciate a microfono e telecamera spenti da chi segue le attività vicine al suo atelier, chi la vedeva tutti i giorni per un caffè, per un semplice buongiorno e buon lavoro. Così come sconvolti i vicini di casa a Pozzetto di Cittadella. Non si spiegano come e cosa possa essere accaduto. Si stringono attorno al marito Stefano Lago e ai 4 figli della coppia. Non ce l'aspettavamo, l'abbiamo saputo un po' così. Ha fatto male, però comunque dai. Adesso. Che ricordo ha di questa signora? Era comunque gentile e solare, aiutava molto le figlie, le portava a scuola, quindi la vedevamo sempre entrare, uscire, comunque era... Se c'era mano c'era sempre bisogno, cioè, come posso dire... C'era, esatto, l'aiutavamo, lei aiutava noi, la vedevamo comunque molto spesso, perché Mari andava a lavoro, portava le figlie a scuola appunto. E adesso l'importante è stare vicino alla famiglia. Sì, esatto, soprattutto quello, infatti adesso Mari sono incontrato con la figlia un po' più grande, le do una mano, gli sono vicino per quello che posso fare, anche perché quello si può fare ormai, certo. Nient'altro.
E noi continuiamo a parlare di sanità, ma ci spostiamo a Venezia perché la situazione sanitaria del Lido arriva al Ministro della Salute Schillaci con un'interrogazione parlamentare dell'onorevole Valentina Grippo di Azione. Oltre a chiedere al Ministro quali azioni intenda intraprendere con la massima urgenza affinché non solo sia garantita un'assistenza sanitaria adeguata per quantità e qualità al Lido e Pellestrina, nell'interrogazione si chiede che le due isole siano considerate aree disagiate per poter usufruire delle risorse necessarie e garantire un livello di assistenza sanitaria adeguato e in linea con il territorio circostante. E prima abbiamo sentito il nostro Daniele Garbin da Vicenza per il resoconto sulla sicurezza stradale, i primi dati della polizia locale con il sindaco Possamai, e poi vi abbiamo fatto vedere il grave incidente ieri sera nel Trevigiano. Ora invece parliamo di uno scontro mortale avvenuto sempre nel Trevigiano, questa volta a Ormelle nel pomeriggio di ieri. La tragedia appunto nel pomeriggio, a perdere la vita Luigi Bianchin, 77 anni, morto appunto nello scontro frontale con un'altra vettura. Ci lascia veramente esterrefatti questa tragedia, questo ennesimo incidente, perché la famiglia Bianchin è conosciutissima e stimatissima a Roncadelle. È sconvolto il sindaco di Ormelle, Andrea Manente, dopo la notizia della morte di Luigi Bianchin, vittima di un incidente stradale accaduto nel pomeriggio. La tragedia si è consumata intorno alle 15 in via San Maurizio. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri di San Polo, intervenuti per i rilievi, sembra che l'auto condotta da una cittadina cinese di 35 anni stesse svoltando a sinistra quando si è scontrata frontalmente con la vettura di Luigi Bianchin. L'impatto è stato violentissimo. Sul posto i sanitari del SUEM che hanno immediatamente soccorso l'anziano. Le sue condizioni sono apparse subito molto gravi e purtroppo durante il trasporto in ospedale il cuore ha smesso di battere. Ferita lievemente la 35enne. Ora i militari dell'Arma sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia, che ben presto ha raggiunto la frazione di Roncadelle, dove la famiglia Bianchin è molto conosciuta. Il primo cittadino ricorda così Luigi, ex imprenditore, ora in pensione. È un grande lavoratore, sempre legato alla famiglia, quindi un tipico veneto, legato alla famiglia, grande lavoratore ma anche disponibile verso la comunità. Bianchin lascia la moglie, i figli William e Raul che gestiscono una carrozzeria a Roncadelle e un concessionario auto a Ponte di Piave, e gli amati nipoti. Sul profilo Facebook di Luigi momenti di vita quotidiana, istantanei di felicità, i viaggi, le serate in compagnia, il suo grande sorriso che nessuno potrà dimenticare. Il dolore è grande, quindi alla famiglia, ai figli William e Raul, che si sono sempre adoperati anche per la saga di Roncadelle, per il gruppo Amici di Roncadelle, le condoglianze a parte mia e tutta l'amministrazione. E vi davamo conto anche appunto dell'incidente di Refrontolo frontale. Un 47enne sarebbe ancora in gravi condizioni, ricoverato al Cafoncello di Treviso. Si era alzato anche l'elisoccorso per portarlo più velocemente all'ospedale. Questo quanto dal Trevigiano, e rimaniamo nel Trevigiano perché nel pomeriggio di ieri nella chiesa di Pezzan di Carbonera c'è stato l'ultimo saluto a Marco Cararetto, il 26enne morto sabato scorso dopo essere stato investito dall'auto condotta da un coetaneo in viale Vittorio Veneto in pieno centro a Treviso. Il ragazzo stava rientrando a casa in bicicletta dopo aver terminato di lavorare. La chiesa di Pezzan di Carbonera non riesce ad accogliere le tante persone che hanno voluto essere presenti per dare l'ultimo saluto a Marco Cararetto. Ci sono la mamma e il papà, i familiari, gli amici e i colleghi. Per tutti è difficile, impossibile, accettare che Marco non ci sia più, che la sua vita sia finita lungo una strada mentre stava tornando a casa dal lavoro. Ci sono tante domande, sono tanti perché, e alle volte questi perché sono appunto rivolti a Dio. Sentiamo che c'è un'ingiustizia profonda, c'è qualcosa che va in senso contrario all'ordine della vita. Sappiamo bene che un papà o una mamma non dovrebbero mai dover sopportare questo dolore. Nella vita ci sono dei momenti positivi, ma sappiamo che ci sono anche delle mazzate, ha continuato il parroco durante la toccante omelia. Nel nostro cuore ci sono
i ricordi della sua esistenza, le cose belle vissute insieme, i tratti positivi del suo carattere, della sua personalità, i suoi aspetti unici. Al termine delle esequie, sul feretro ricoperto da una cascata di fiori gialli e arancioni, è stata appoggiata una compilation di musica house, quella musica che Marco amava tanto. Giovani vite spezzate, ci spostiamo a Padova dove continuano le indagini sulla morte del 23enne che si è lanciato nel vuoto dall'11° piano di un edificio, avviati accertamenti dalla polizia ma al momento non c'è ipotesi di istigazione al suicidio. Lo zaino sulle spalle, un selfie nel cortile di Palazzo Boi, la scritta "Grazie di tutto". Poco prima alcune foto di pupazzetti con la scritta "Fai del bene". Sono gli ultimi post social pubblicati dal 23enne di Romano De Zelino che mercoledì pomeriggio si è lanciato nel vuoto dall'11° piano di Palazzo Europa a Padova. Ma l'attenzione degli inquirenti si è concentrata in queste ore su alcune foto pubblicate dal giovane di suoi presunti profili social in cui fa il nome e cognome di un coetaneo e l'accusa di essere uno stalker. Il giovane dice che sono account falsi e attacca il suo presunto stalker dicendo "vorrei spaccargli i denti ma io faccio del bene", un'espressione ricorrente negli ultimi istanti di vita del ragazzo, studente universitario giunto al termine del suo percorso di studi. La procura di Padova ha disposto l'autopsia e sta valutando di aprire un'inchiesta, prima però sono necessari accertamenti per capire se si possa profilare l'ipotesi di istigazione al suicidio. Al momento sono atti relativi senza ipotesi di reato specifiche. Sembra che nell'ultimo periodo infatti il 23enne avesse mostrato segni di disagio interiore. I profili social a suo nome, che lui diceva essere falsi, erano vuoti. Nello zaino lasciato all'11° piano dell'edificio da cui si è gettato sono stati ritrovati dei fogli e la sua tesi che ora verranno analizzati dalla polizia. Il portiere di Palazzo Europa, che lo ha visto nei minuti prima del lancio del vuoto, lo aveva sentito urlare alcune frasi sconnesse proprio sulla laurea. La famiglia del giovane ora chiede solo chiarezza sulle motivazioni che hanno spinto il ragazzo a farla finita. Pordenone ora, perché si sono svolti a Roveredo in Piano i funerali di Alessandra Freschet, la quindicenne morta nell'incidente aereo dello scorso 2 settembre a Premariaco. Partiamo dalla fine, dal momento in cui si sono liberati in aria i palloncini bianchi come ultimo addio in terra della sfortunata Alessandra Freschet, la studentessa del Volta di Udine, deceduta assieme al suo istruttore Simone Fant nel tragico incidente aereo accaduto lo scorso 2 settembre durante le fasi di atterraggio presso l'aviosuperficie di San Mauro di Premariaco. Tutta la comunità di Roveredo in Piano raccolta in un silenzio e rispettoso abbraccio verso i familiari e il fidanzatino, presenti anche i compagni di classe della quindicenne. La cerimonia si è tenuta nella chiesa parrocchiale di San Bartolomeo di Roveredo, dove la ragazza viveva, gremita in ogni ordine di posto. Chi non ha potuto entrare ha assistito con diligente raccoglimento alla funzione religiosa. Una famiglia distrutta dal dolore per la prematura perdita del proprio angelo, ragazza solare con la passione per il volo, tutto finito all'improvviso dalla mano avversa del destino che in pochi istanti, forse nemmeno il tempo di capire, ha spento per sempre il sorriso e la voglia di vivere di Alessandra. Al termine della funzione religiosa, la salma a bordo dell'auto funebre ha lasciato il sagrato per raggiungere il vicino Camposanto, dove sarà tumulata nella tomba di famiglia. Noi ci fermiamo, qualche minuto di pubblicità, tra poco. Eccoci tornati in diretta, prima edizione dei nostri telegiornali. Uno sguardo ancora veloce ai quotidiani di oggi, i quotidiani della regione. Sul Corriere del Veneto che in apertura ha il caso di Helen Comin, come prima vi abbiamo raccontato con i nostri servizi, e poi ancora coltellò a morte il fidanzato, scarcerata, sconterà la pena a casa con la figlia, anche di questo vi abbiamo dato conto. Morta per un piatto di spaghetti, processo alla nipote, l'anziana veniva manipolata. Paola Pepe accusata di circonvenzione di incapace verso la zia di Asiago, udienza a Catania. Sentito il direttore della banca dove l'anziana aveva il conto. E ancora la morte di Alex
l'ex Marangon. Verità dal test tossicologico, lo dicevamo anche in apertura della nostra prima edizione, aveva preso l'ayahuasca. Ve ne daremo conto ovviamente anche sui nostri telegiornali della sera a partire dalle 18:30. E ancora a Padova, poco prima della pubblicità, vi avevamo fatto sentire il servizio di Valentina Visentin sullo studente di 23 anni che si è gettato da un palazzo in centro. È stata appunto aperta un'inchiesta, la famiglia chiede che venga fatta chiarezza sul caso. Ma è anche la giornata della commemorazione ad Ampezzo, dove è presente il presidente Mattarella per appunto la commemorazione, dove ha detto il fascismo con il regime della Repubblica Sociale Italiana era complice della ferocia nazista. Il presidente alla cerimonia per gli 80 anni nella zona libera della Carnia e dell'Alto Friuli. L'Italia è orgogliosa del percorso compiuto in questi quasi 80 anni dalla liberazione. Oggi, ha sottolineato il presidente regionale dell'ANPI, storia e memoria si incontrano con contraddizioni e sofferenze che accompagnano gli eventi bellici. La vocazione di pace del nostro paese è segno che tutto questo non è passato invano. Questo ha detto Mattarella a Ampezzo. Lo vediamo nella foto nel sito dell'ANSA.it, l'agenzia di stampa. E noi invece continuiamo con la cronaca dalla regione. Un terzo colpo nel giro di 2 mesi a un negozio di biciclette in provincia di Padova, sempre le stesse modalità, con un furgone utilizzato come ariete per rompere le vetrate e rubare le biciclette. Non dormi più la notte, questa è la paura. Ti prende, sai che i furti li vengono sempre fatti dalle 3 alle 3:30, sono sempre venuti quell'orario lì, e hai sempre paura e non riesci più a prendere sonno e vivi sempre con la paura, col terrore, se no bisognerebbe chiudere tutto e finirla, ecco, tutto lì. È amareggiato il signor Giancarlo Benato. È tornata in azione la banda dei predoni delle bici. Dopo i colpi a Mestrino e ad Albignasego, a essere preso di mira il suo negozio a Carbonara di Rovolon, ai piedi dei Colli Euganei. Alle 3:30 ho sentito suonare, a parte un piccolo botto, ho sentito botto perché io dormo sopra al terzo piano, e il botto non ho sentito tanto forte, però è partito l'allarme, sono corso in terrazza, ho visto forse nel giro di 3 minuti il tempo che è partito l'allarme, che io mi sono alzato, il tempo di 3 minuti hanno fatto il colpo e li ho visti andare via col camion e una macchina. Un'azione fulminea, le modalità diventate tragicamente classiche, con un furgone usato come ariete, la razzia e la fuga. Il bottino non è stato ancora quantificato, ma le bici rubate e i danni subiti alla struttura potrebbero aggirarsi attorno ai 50.000 euro. Non solo quello però, perché nell'impatto con il mezzo una decina di biciclette è stata danneggiata. Non è la prima volta che i ladri entrano nel negozio, ma non era mai successo un colpo di queste dimensioni. 5-6 anni fa abbiamo messo tutti dei ferri proprio grossi proprio davanti alle vetrine, oltre abbiamo le vetrine antisfondamento, e non pensavamo più che subire un furto così, però sono venuti con un camion grosso con una gru, e in marcia indietro hanno sfondato tutto, una cosa neanche da guardare, insomma, ecco. Ora resta solo tanta amarezza e molti dubbi sul futuro. Vuoto indescrivibile, non ho la forza di arrabbiarmi, mi sento proprio svuotata all'interno. Non lo so, non ho mai avuto questa sensazione. Ho avuto altri furti, mi arrabbiavo, magari mi sfogavo arrabbiandomi, ma oggi mi sento proprio questo senso inerme, mi sento svuotata completamente. Ancora furti, ma adesso ci spostiamo a Venezia. Probabilmente ha battuto ogni record il titolare di un locale di Canareggio che ha subito ben 5 tentativi di furto in una sola settimana. Tra spaccio, furti e aggressioni continua a preoccupare l'assalto della microcriminalità a Venezia. Nell'ultima settimana abbiamo subito 5 tentativi di furto. Hanno tentato di scassinare la porta, di aprire la porta, e hanno bucato il vetro che dà sulla corte esterna.
hanno fatto un buco enorme, però non sono riusciti a entrare. Per Francesco Guadalaxara subire un tentativo di furto è diventata una triste abitudine a cadenza quasi quotidiana. La porta d'ingresso del suo locale a Cannareggio è diventata un piccolo monumento alla microcriminalità che tiene sempre più sotto assedio questo sestiere di Venezia. Sono piccoli spacciatori che probabilmente si spostano da una parte all'altra in cerca di denaro, non potendo più spacciare perché perdono la zona sotto controllo eccetera, tentano i furti all'interno dei locali pubblici o delle attività commerciali. Non bisogna lasciarsi ingannare dalla bellezza di Venezia e dall'apparente tranquillità che sembra caratterizzare Calli e Campi. Residenti e commercianti di Cannareggio lo vanno ripetendo con sempre maggiore insistenza rispetto a una volta. Qui le cose stanno rapidamente cambiando e in peggio. L'altra mattina ho visto vicino al ponte qua una macchia di sangue enorme, sarà stati 3-4 metri di lunghezza, e là sicuramente è stato un accoltellamento, insomma, o una faida, ecco, tra bande. È un fenomeno che forse riguarda l'intera città. A San Giacomo, ad esempio, un giovane è stato ricoverato in ospedale per le ferite riportate durante un'aggressione per rubargli il borsello all'ora di cena. È pieno di spacciatori, è pieno di brutta gente, e chi magari torna tardi, ragazze soprattutto, è abbastanza pericoloso. Non c'è un bell'ambiente, né a Cannareggio né a Rialto. Gli appelli dell'ultimo periodo sono stati raccolti dalle forze dell'ordine e quasi tutti sono concordi nel constatare un rafforzamento del presidio sul territorio. Ma come per altri versi, si dice per Mestre, il problema non si risolve solo con una repressione che, per quanto efficace, non potrà mai essere completamente risolutiva. A Venezia bisogna fare i conti con una città che resiste nelle sue mura ma è completamente svuotata. Il controllo civico, il controllo del vicinato sta venendo a mancare sempre di più. In alcune zone è completamente assente. I motivi sono semplicemente le affittanze turistiche o le case chiuse. E al pomeriggio la gran parte dei visitatori lascia la città, verso sera la città un po' si svuota. Questo ovviamente sappiamo tutti bene che crea un fenomeno di lascia terreno fertile a questo tipo di iniziative. Rimaniamo nel veneziano dopo una serie di controlli da parte della polizia, in particolare nell'area di Jesolo, finalizzati a contrastare i furti con la cosiddetta tecnica dell'abbraccio. Sono stati 12 i fogli di via obbligatori nei confronti di soggetti con precedenti rintracciati sul litorale ma provenienti da altre province. Questi provvedimenti, spiegano dalla questura, vogliono colpire comportamenti la cui riproposizione è causa di attenuazione nella percezione di sicurezza e intendono al contempo restituire un senso di serenità sociale, allontanando dai contesti urbani persone che hanno dimostrato pericolosità. E c'è stata una maxi operazione delle Fiamme Gialle di Torino che hanno sequestrato dei videogiochi contraffatti in tutta Italia, veneziano compreso. 9 le denunce scattate. 12.000 console per videogame contraffatte che simulano alla perfezione le originali, con all'interno oltre 47 milioni di giochi, anch'essi contraffatti. È l'esito dell'operazione Coin Up 80 della Guardia di Finanza di Torino, che ha portato a un maxi sequestro di dispositivi in Italia e in provincia di Venezia. All'interno delle console, vendute principalmente tramite negozi online, erano precaricati illecitamente giochi risalenti agli anni 80 e 90 che negli ultimi tempi stanno conoscendo una nuova fase di popolarità. Le attività investigative hanno permesso di ricostruire la filiera dei prodotti, tutti di provenienza cinese. La distribuzione avveniva principalmente attraverso i siti internet delle aziende italiane coinvolte e in alcuni punti vendita fisici delle stesse, in particolare centri commerciali anche nel veneziano. 9 i responsabili italiani denunciati all'autorità giudiziaria per introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, frode nell'esercizio del commercio, ricettazione e violazione al diritto d'autore. I dispositivi, privi anche delle indicazioni previste dalla normativa ambientale, sono stati distrutti nel rispetto delle regole riguardanti lo smaltimento di questa tipologia di rifiuto. Cambiamo argomento, parliamo di scuole al via in questa settimana di metà settembre. L'ufficio scolastico regionale ambito territoriale di Treviso ha assegnato le risorse per mantenere le 2 classi seconde del plesso montebellunese dell'Istituto Agrario Sartor. Mercoledì, nel primo giorno di lezione, le 28 famiglie interessate avevano mandato a scuola i propri figli che si erano però fermati davanti al cancello
dell'istituto senza entrare in aula al suono della prima campanella, una protesta contro l'accorpamento delle 2 seconde in un'unica sezione di 28 ragazzi. Oggi la soluzione da parte dell'ufficio scolastico regionale nell'ambito territoriale di Treviso, che ha trovato le risorse necessarie concedendo il mantenimento delle 2 classi distinte. Questo quanto dal Montebellunese. Ora però andiamo nel centro di Treviso, perché ci sono bus troppo affollati, studenti lasciati a piedi o fatti scendere. È la denuncia che arriva da una nostra ascoltatrice che lamenta come questa situazione si ripresenti ogni anno. I ragazzi li abbiamo sentiti e ci dicono pochi bus e sempre in ritardo, torniamo a casa anche un'ora dopo la fine delle lezioni. La corsa all'arrivo di un bus e il tentativo di salire, gli sguardi spaesati che cercano un po' più in là un altro mezzo che li porti a casa. È una scena che si ripete ogni volta che inizia la scuola. Ragazzi e ragazze lasciati a terra perché corriere e bus sono troppo pieni e costretti quindi ad aspettare anche un'ora prima di poter prendere il mezzo che li possa portare a casa. Avete perso quanti autobus? Uno e uno non è passato. È una situazione che si ripete sempre? Sì. Tutti i giorni. Ne avete già persi quanti? Abbastanza. 5 o 6. È impossibile perché c'è talmente tanta gente. C'è chi lo prende da un'altra parte, di conseguenza noi che aspettiamo qua non è fattibile. Disagi riscontrati anche per le navette scolastiche. Andare a scuola, anche quelle non sono gestibili. Io vado all'istituto Fermi, ne passeranno 4-5 in tutto. Ogni anno a settembre, quando iniziano le scuole, ci sono gli autobus che sono strapieni. Io praticamente quando esco da lavoro e lo prendo a mezzogiorno e mezzo, non riesco a salire e devo aspettare quello dopo, cioè che passa dopo un'ora. Secondo me ho un po' più autobus, soprattutto a settembre, perché iniziano le scuole, i ragazzi non hanno ancora tutti gli orari definitivi, rientri, e questo crea problemi e disagi non solo a me ma anche a tutti i ragazzi che lo prendono. Cambiamo argomento di nuovo, salario minimo di 9 euro l'ora per i lavoratori degli appalti del Comune, quanto previsto dalla mozione presentata dai consiglieri di opposizione di Mogliano Veneto. Decidere sia che tipo di contratti chiedere all'interno dei capitolati d'appalto quando si mette la gara d'appalto, sia anche chiedere che in questi contratti i lavoratori siano inseriti con un tetto salariale minimo di 9 euro all'ora. Questi contenuti della mozione presentata dai consiglieri comunali di opposizione di Mogliano, che impegna il comune trevigiano, anche se con l'articolo 11 del codice degli appalti può essere attuato da ogni amministrazione, ad adottare per i lavoratori coinvolti negli appalti dell'ente un salario minimo di 9 euro all'ora. Capofila di questa iniziativa a Firenze, che aveva presentato lo scorso maggio la delibera. Negli anni gli enti locali hanno cercato di fare economie immettendo delle gare al massimo ribasso nel mercato, che hanno determinato delle condizioni per i lavoratori degli appalti comunali che molto spesso erano al di sotto di una soglia salariale che gli permetteva di avere un minimo di dignità nella loro vita. Oltre all'introduzione di un salario minimo, la mozione fa un ulteriore passo, scegliendo quelli che sono i contratti più rappresentativi con le sigle sindacali che appunto rappresentano più lavoratori nel territorio. L'amministrazione comunale si impegna anche a effettuare una ricognizione di tutti i contratti in essere stipulati a partire dal 2022, verificando le condizioni sia dal punto di vista economico che normativo, a verificare il rispetto dell'applicazione del contratto e delle condizioni contrattuali in maniera costante, redigendo ogni 6 mesi un report relativo agli appalti in essere. Non si tratta di una provocazione, specifica Nilandi, ma di una vera e propria scelta politica. Possiamo scegliere come amministrazione di tutelare i diritti dei nostri lavoratori in appalto e quindi di credere anche nel valore del lavoro e dell'articolo 1 della nostra Costituzione, oppure possiamo scegliere di non farlo facendo delle economie sui servizi e poi di conseguenza avendo poi dei servizi scadenti nei confronti dei cittadini, perché i lavoratori sono sottopagati e molto spesso deprofessionalizzati.
Ancora nel Trevigiano, perché continuano le ricerche del lupo che 2 sere fa è stato investito da un'auto a Salettuol di Maserata. Intanto chi conosce questi luoghi e la fauna selvatica lancia una proposta: sospendere la caccia fino a quando l'esemplare non verrà catturato. Sentiamo il servizio di Francesca Bozza. Io consiglierei di sospendere questa battuta di caccia di domenica, perché sicuramente peggioreranno la cosa, perché invece di rimanere all'interno scapperanno più distanti ancora. Sospendere momentaneamente la caccia in questo angolo di Marca, lungo la golena del Piave, dove da mesi si aggirano 1 o forse 2 esemplari di lupo. È qui a Salettuol di Maserata che ieri sera l'auto condotta da una donna ha urtato l'animale sbucato all'improvviso in mezzo alla strada per poi scappare tra i vigneti, probabilmente ferito. Sul posto insieme ai carabinieri sono intervenuti gli esperti del CRAS e la polizia veterinaria che per tutta la notte hanno cercato l'animale, trovando tra i filari delle orme che sarebbero compatibili con il lupo. Dalla descrizione data dall'automobilista si tratterebbe proprio del canide avvistato tra Breda, Spresiano, Ponte di Piave e Maserata. Chi conosce questi luoghi e la fauna che solitamente li abita cerca di dare una spiegazione al perché il lupo si sia spostato dalle zone più isolate, dove era stato avvistato fino a qualche settimana fa, ai centri abitati. Dal mese di agosto i cacciatori in questa zona c'è l'addestramento per prepararsi alla caccia. Purtroppo questi poveri animali affamati, spaesati, vengono scacciati dagli stessi cani e scappano fuori dall'argine, vanno vicino alle case anche per salvarsi a questo punto. Da qui l'appello a sospendere la caccia fino a quando il lupo non sarà catturato e riportato nel suo habitat naturale. Bloccare per un periodo finché questi animali non verranno catturati, di bloccare almeno nell'asta del Piave, da argine a argine del Piave, dai ponti della ferrovia fino su al Montello, di chiudere completamente la caccia. Zanot, che vive da sempre in Golena, è testimone dei cambiamenti della fauna in quest'area di Marca. Qui da me si sono stati sempre visti caprioli, cinghiali, qualche cervo, volpi ce ne sono tante, ma lupi non si sono mai stati visti. Qui sul Piave, alle Golena, c'è un'autostrada per questi selvatici e ci sarà sempre di più, perché finché aumenterà la popolazione in montagna, questi verranno in cerca di cibo verso la pianura. Cambiamo argomento, parliamo di frecce tricolori. Ieri le prove, oggi invece a partire dalle 14 appuntamento con Jesolo Air Show, che festeggia 26 anni e che quest'anno segna l'abbraccio tra l'Italia e le frecce tricolori di ritorno dal tour negli Stati Uniti. Per questioni di organizzazione e sicurezza, come ogni anno, saranno vietati l'accesso alla riva e la balneazione in entrambe le giornate, modifiche al traffico e alla sosta. Scusate, in occasione dell'appuntamento è arrivato anche il saluto del presidente Zaia: velocità e dinamismo, eleganza e potenza, le frecce tricolori, il nostro orgoglio. Il grande successo è stato per il tour in Canada e Nord America per le frecce tricolori che sono tornate all'aeroporto di Strana negli scorsi giorni. Le immagini dei passaggi più iconici per la pattuglia che volerà con il nuovo 346 della Leonardo. È stato un tour impegnativo, un tour in cui la Forza Armata ha messo in campo delle professionalità diversificate e incredibili che ci hanno permesso di compiere una vera e propria avventura. Immagini delle esibizioni che hanno portato le nostre frecce tricolori dall'altra parte del mondo in un tour tra Canada e Nord America di grandissimo successo. Immagini che sono state presentate al loro ritorno in Italia di Strana, accolti non solo dallo Stato Maggiore dell'Aeronautica, ma dal Ministro della Difesa Guido Crosetto, che ha ascoltato con interesse quello che in gergo è stato un debriefing del comandante della pattuglia sulla missione. Il 10 giugno di quest'estate siamo partiti da Rivolto quando con 11 MB e con i velivoli di supporto abbiamo lasciato l'Italia, abbiamo fatto scalo nell'Europa continentale, poi in Scozia, poi in Islanda, poi in Groenlandia. Una grande sfida per noi atterrare in posti così remoti, per poi giungere in Canada. Da lì è stato un susseguirsi di esibizioni, ma soprattutto di incontri con i nostri emigranti, come ha ricordato il comandante dello Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare. Avevamo l'esigenza di ringraziare gli italoamericani che in silenzio vivono laggiù. A Chicago, per esempio,
all'Little Italy hanno ricevuto una festa con tutte macchine, la gente per strada, erano gli eroi del momento, la gente è corsa come passaparola perché mano a mano che sapevano che stavano arrivando si spostavano da uno stato all'altro degli Stati Uniti per vederli e per abbracciarli. Ma la base di Strano è stata anche la cornice per la presentazione dei nuovi aerei delle Frecce Tricolori. Sono i 346 dell'italiana Leonardo, con un'altrettanta firma italiana famosa nel mondo, Pininfarina. Aerei presentati così. Ci abbiamo lavorato abbastanza tempo, ma l'idea è nata subito, perché come dicevo la passione, le emozioni, il senso del design che i nostri designer li hanno accettato, e poi lavorare per un oggetto del genere ha eccitato la creatività e quindi in un tempo rapidissimo siamo arrivati alla convergenza. Senta, questa idea di vedere il tricolore anche sulla pancia del velivolo. Questo senz'altro, perché gli aerei purtroppo noi li vediamo dal basso mentre fanno le evoluzioni, e allora vedere il tricolore anche dal basso è eccezionale. Dopo le Frecce Tricolori noi rimaniamo a Treviso, questa volta per il Comic Book Festival in programma dal 27 al 29 settembre con eventi, workshop, mostre e tante occasioni per incontrare gli autori internazionali. Treviso, che per l'occasione, che arriva in concomitanza con le giornate europee del patrimonio 2024, segna già un tutto esaurito negli hotel e nelle strutture ricettive. Un'esplosione di colori e novità e tanti eventi. Il Treviso Comic Book Festival, alla sua 21esima edizione, torna dal 27 al 29 settembre ad invadere le strade e i locali della città, che segna già un tutto esaurito. Un evento importante che coinvolge tutto Treviso, una città intera che si muove attorno a questo festival, mette in moto energie, mette in moto allegria, cultura e competenza. Tutto il sistema cittadino si sta raccogliendo attorno a queste 3 giornate, che vanno a coincidere anche le ultime 2 con le giornate europee del patrimonio, al punto tale che tutti gli alberghi, tutte le situazioni di ricezione della città sono sold out. Come da tradizione siamo nei nostri luoghi, per cui Fondazione Benetton Studi Ricerche, Cadanoal Casa Robegan, le Gallerie dell'Artistico, tanti locali del centro. Tra i nomi importanti senz'altro Aga Sorlé, autrice francese anche del nostro manifesto, la mostra dedicata ai 700 anni di Marco Polo e la grande mostra collettiva dedicata ai 40 anni delle Tartarughe Ninja, tutta italiana. La tradizionale mostra mercato sabato 28 e domenica 29 con 25 case editrici presenti, 30 autoproduzioni e oltre 200 tra autori e autrici pronti a incontrare il pubblico. Non solo le mostre, ma anche incontri con fumettisti internazionali e workshop dedicati ai più piccoli e anche ai ragazzi. Non solo mostre, non solo mostra mercato, appunto con 25 case editrici al SACE e l'autoproduzione a San Gaetano, ma talk, workshop e showcase. Cosa vuol dire? Ci sono un sacco di incontri con gli autori e un sacco di laboratori per bambini, per adolescenti e anche per esperti. Si terranno a Palazzo Giacomelli, all'Abbratto, la biblioteca dei ragazzi di Treviso, quelli più piccoli, e al progetto Giovani di Treviso, quelli appunto per la fascia medie e adolescenti. Ho bisogno di... E ora ve ne sarete accorti anche voi di queste temperature rigide che sono arrivate di sorpresa, e sentiamo con il nostro generale Iannicelli che cosa prevede il meteo per i prossimi giorni. Precipitazioni abbondanti nelle ultime ore hanno interessato tutto il nostro territorio, dovuto al passaggio di un sistema perturbato proveniente dal nord Europa, dalla Scandinavia, e ha portato con sé aria fredda. Gli effetti sono stati evidenti, con temperature che repentinamente sono scese al di sotto della media, e quindi ci hanno indotto a metterci veramente a riaprire gli armadi e a mettere qualcosa di pesante addosso. E ora la situazione va migliorando, vedete sulla carta del tempo l'anticiclone della zona
diffusore si espande su di noi, isola quest'aria fredda gradualmente, però dalla sua posizione, almeno per ora, per le prossime ore, mantiene viva questa discesa di aria, diciamo, un po' più fredda, e quindi continua ad abbassare le temperature. Quindi per domani una nuvolosità irregolare, a tratti anche intensa, non sono previsti dei fenomeni particolari e diffusi. Per domenica ulteriore miglioramento, perché l'anticiclone si rinforza e quindi abbiamo un cielo poco nuvoloso, normalmente anche con ampi spazi di sereno, e una variabilità ci accompagnerà per tutta la prossima settimana. Con questa situazione i venti sono ancora da nord con qualche rinforzo, ma per poco poi tenderanno a variare già da domenica. Le temperature, come diciamo, il fatto dolente veramente, le minime 7-8 gradi ancora per domani e le massime 16-17 gradi, piuttosto basse. Poi da domenica velocemente le minime si porteranno intorno ai 11-12 gradi, le massime 22-23 gradi. Queste saranno le temperature anche della prossima settimana. L'alta triadica ancora è mosso, molto mosso, ma il moto ondoso tende lentamente ad attenuarsi. È tutto. Allora aspettiamo questo lieve rialzo delle temperature, goderci ancora queste giornate di settembre. Intanto io vi ringrazio, grazie per essere stati con noi in questa prima edizione di sabato 14 settembre. Appuntamento come sempre nei telegiornali della sera a partire con l'edizione regionale dalle 18:30. Vi ricordo Dopo di noi, agricoltura, e poi il film. Oggi un genere, la commedia, con il film Questione di fantasmi con, pensate, Sofia Loren e Vittorio Gassman. Quindi rimanete su questa rete. Appuntamento ai telegiornali della sera, una buona giornata, arrivederci.